Ciao a tutte e benvenute, io sono Elisabetta Bettonte e in questo canale parliamo di genitorialità 03, di educazione e di servizi. Oggi in particolare parliamo di nido in famiglia. Il nido in famiglia è una realtà educativa presente nella regione Veneto, quindi questa storia parte nel 2008 quando si desiderava veramente dare la possibilità alle mamme di una nuova dimensione di imprenditoria femminile e quindi ecco che nella possibilità di dare questo spazio alle mamme c'è stato veramente un movimento che ha portato alla costruzione di mamme per mamme. Dopodiché questo servizio è diventato veramente una reale offerta formativa e si è incanalata nel 2011 con le prime norme regionali, ma solo nel 2018 è stato parificato a tutti gli altri. Ecco, questa è stata una vera grandissima evoluzione della regione Veneto che ha portato i nidi di famiglia ad essere l'obiettivo, un punto di riferimento per le famiglie che desideravano un'educazione consapevole, differente, con i piccoli numeri e una flessibilità di orario. Questa è stata un'idea completamente innovativa che ha veramente creato un tessuto territoriale autentico. Ecco, io entro in questo gioco, entro in questa possibilità nel 2015 nel territorio di Verona, in un piccolissimo paese, e oggi ti voglio parlare di che cos'è un nido di famiglia a casa di Betta. Innanzitutto te lo voglio raccontare. Quando io ho aperto un nido non ne avevo assolutamente idea di come sarebbe andata a finire. E poi è entrata la prima bambina, fino ad oggi che sono completamente full e sono qui per raccontartelo perché è una storia possibile e mi piace l'idea di poterti raccontare anche che esiste un modo diverso di educare un bambino 03 in un piccolo contesto nella tua casa, ed è proprio lì che nasce la magia di una relazione, della flessibilità con la bambina, con il bambino e anche con la famiglia, e questa relazione è autentica proprio perché parte da te che ti formi come educatrice, te che ti formi come genitore in evoluzione. Tutto questo presso la mia abitazione. Sì, io vivo dove lavoro e questa è una cosa che sconvolge tantissimo e magari piano piano ti posso raccontare anche dei dettagli, per esempio il fatto che non ho una TV, credo in uno stile minimalista, ho una visione differente proprio del mondo relazione con il bambino, e in ultimo sono solo 6, quindi questa relazione è ancora più autentica. Quindi i 4 punti fondamentali di un nido di famiglia sono questi: la flessibilità nell'orario, modulando in base alle esigenze, la familiarità perché siamo presso la mia abitazione e quindi questo aiuta tantissimo anche il bambino ad avere a superare quella paura, quella sensazione di smarrimento, perché si richiama moltissimo all'ambiente di casa. Alla continuità relazionale, perché l'importanza della relazione che ci sarà e che c'è tra la famiglia e il nido è la fondamentale per la crescita armoniosa, e soprattutto i piccoli numeri, massimo 6 bambini. Questo rende il tutto una nicchia esclusiva. Spero che il video ti sia piaciuto e ti sia stato utile. Per qualunque domanda scrivimi nei commenti, ti risponderò sicuramente. Mi raccomando, clicca la campanella qui sotto e seguimi nei social. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!